Allora, intanto sono offeso perché Lucio è l'unico che non presenta, primo. Secondo, siete un po' stanchi e vi state domandando, ma dopo 3 interventi non propriamente di saluto e una relazione così densa, questo ultimo pazzo che cosa ci dirà? Allora, siccome io ho preparato una relazione modello Fidel Castro, riesco a tirar via le cose che sono già state dette e a darvi qualche elemento ancora di riflessione sui numeri e soprattutto di parlare un po' di questioni politiche che riguardano il lavoro che facciamo. Quindi ci provo, spero di non vedervi svenire e di dare qualche spunto alla discussione. Come vedete devo, per fare sta fatica, togliermi la giacca, ma non la cravatta rossa per non essere omologato del tutto. Diceva prima Lucio, torniamo sul luogo del delitto. Io penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Le cose che sono in cartellina, quelle che ha raccontato adesso Paolo Rosso, sono cose importanti. In cartellina ci abbiamo pensato, non abbiamo messo delle carte a caso, a parte l'elenco delle DGR e tutto quanto. Ci sono 2 punti importanti, a parte la legge, dove manca l'articolo 21, perché intanto abbiamo approvato l'autonomia di Belluno con una legge apposita, finalmente attuando l'articolo 15 dello Statuto, ma ci sono il testo del disegno costituzionale che tratta la modifica dell'articolo 5 e il decreto tramutato in legge Franceschini, oltre alle 4 delibere principali. Io vorrei fare 4 cose, lo dico se posso nel più breve tempo possibile: fare un po' un bilancio politico dell'applicazione della legge, fare alcune valutazioni sulle novità che si sono manifestate a livello nazionale nella legislazione, alcune criticità che si stanno determinando e che non sono in capo alla Regione ma sono in capo al Parlamento, e infine provare a dire alcune cose che riguardano il lavoro che c'è da fare secondo me nella prossima legislatura con il PD alla guida della Regione e quindi portando in alto il turismo veneto come meriterebbe. Quali sono i numeri che aggiungo un po'? Alcuni numeri ci fanno pensare, quando sono stati detti, allora dico quelli che fanno un po' pensare. A livello mondiale, boom, 1 miliardo e 87 milioni di persone che girano per il mondo, più 4,8%. L'Europa forte 52%, ma attenzione, in termini di dinamismo alcune aree del pianeta si stanno muovendo più velocemente, perfino l'Africa. In termini di competitività noi abbiamo dei risultati importanti, ma a livello italiano siamo 18esimi in Europa, 26esimi nel mondo. Il che significa che se guardiamo solo i numeri, arrivi e pernottamenti, possiamo fare una festina. Se guardiamo quanto cresciamo e quanto incassano poi anche nelle tasche gli esercenti, la festina bisogna mettere la Coca-Cola un po' sgasata e qualche pastina, come si dice, rinvenuta, perché non è così bella la torta come può sembrare la prima lettura. Abbiamo tassi di crescita di alcune aree, adesso vi tralascio i dati perché c'è un problema anche di dignità per voi e per me, data l'ora, però gli USA crescono il 4,7%, la Spagna, noi siamo quinti, ma la Spagna nelle prime 5 ne ha 3, la prima, la seconda e la quarta, mi spiego? Cresce ancora del 5,6%, la Turchia del 5,9%, il Regno Unito 6,4%, la Russia del 10%, la Thailandia del 18,8%. Allora i trend mondiali ci dicono, ma l'avevamo già detto a Chioggia ancora nel gennaio 2013, che il libro bianco, il dossier, quello che non si capisce che fine abbia fatto, poi ce lo dirà il consulente del Ministero, segnalava la tendenza di Turchia, Germania, Regno Unito a scavalcare l'Italia. Quindi noi abbiamo una presenza di stranieri formidabile, però attenzione, prendetevi la briga, vi prendete il rapporto Istat 2013 oppure la recente pubblicazione dell'Istat sul turismo interno e vi vengono i capelli dritti, perché il turismo interno nazionale passa da 63 milioni e 154 mila viaggi arriva anzi dai 78 che era l'anno precedente, il 2012, perde il 20% di turismo interno e questo 20% di turismo interno si ha soprattutto nelle categorie più deboli. Dal 2009 abbiamo perso 60 milioni di viaggi e 290 milioni di notti, quindi la crisi ci sta bastonando sul turismo interno e chi
trascura questi aspetti, non si rende conto che questa roba colpisce, non lo dico io con la cravatta rossa, lo dice l'Istat, in modo particolare le fasce più deboli. Gli operai 50% in meno di turismo, 23-24 nel periodo estivo, i pensionati nella fascia più alta di età, basta vacanze brevi, solo vacanze estive, i giovani meno, cioè ci sono categorie che continuano ad avere possibilità turistiche ed altre che le hanno chiuse. E quindi dal punto di vista delle tasche di chi lavora in questo settore i problemi si vedono, i numeri restano numeri, insomma, però si distribuiscono un po' diversamente nella platea. Di Veneto salto perché è stato già detto tutto, 2 o 3 riflessioni però le voglio fare. Naturalmente l'industria turistica italiana, già stato detto, dal punto di vista percentuale ha dei numeri spaventosi, incidenza sul PIL 10,3%, va bene, cioè occupazione turistica 2.700.000 persone, quindi numeri importanti. A livello Veneto anche qua le cose stanno abbastanza bene, anzi forse meglio di quello che si poteva immaginare rispetto ai numeri, però qualche criticità c'è. Ad esempio il Veneto è quinto, abbiamo visto la recente pubblicazione di Eurostat che è stata anche commentata dai giornali, ma sul piano del dinamismo sia in termini di entrate sia in termini di flussi abbiamo altre realtà, per esempio la vicina Croazia, che hanno un dinamismo maggiore di noi. Quindi se qualcuno pensa di cullarsi sugli allori o di immaginare che siccome noi abbiamo le gondole, Venezia, Giulietta Romeo e l'Arena, il lago di Garda e tutto è dovuto, non è così. Non è così, perché se non ci saranno, e questo è il senso della legge, e ha detto bene prima il dottor Rosso, la sfida che abbiamo fatto era quella di dire che il turismo non può essere semplicemente lasciato andare da solo, perché se c'è un'attività che comporta un grande intervento della politica dal punto di vista della molteplicità degli indirizzi che vanno dai trasporti alla cultura, alla promozione, eccetera, è proprio il turismo, che non è un'attività come le altre dove l'incontro domanda e offerta avviene spontaneamente tra doppie virgolette. Alcune particolarità del Veneto che potete tranquillamente prendere, come ho fatto io, dall'ufficio statistica della regione che ha pubblicato e pubblica tutti i dati. Dico 2 o 3 cose, ne parlavo prima col dottor Rosso, prima di iniziare l'incontro di oggi, anche con alcuni confronti i primi 7 mesi 2014, perché sono già disponibili. Allora, le notti del sistema complementare nel Veneto da tempo hanno superato quelle del sistema alberghiero. Vorrà dire qualcosa o no? 32 milioni contro 29 milioni e 5. Secondo, Garda, sistema Garda e Venezia fanno numeri da soli da capogiro. Garda seconda per gli arrivi 2 milioni 338 mila, prima Venezia con 4 milioni e 6, però per i pernottamenti sistema Garda 11 milioni 343 mila, aggiungete i 10 di Venezia e voi capite che sui 60 del Veneto, Garda e Venezia ne fanno 22 praticamente da soli. Mare e Città d'Arte insieme fanno 43 milioni di pernottamenti sui 61 553, 281 del 2013. Quarto, le 2 province di Verona e Venezia fanno insieme il 74,6% degli arrivi e il 78% dei pernottamenti. Anche su questo bisognerà riflettere, perché è vero che noi dobbiamo promuovere tutto il turismo, ci mancherebbe altro, però se abbiamo dei luoghi di traino che vengono riconosciuti anche a livello internazionale, questi possono fungere anche da modello di espansione verso altri territori. L'idea di lavorare a pioggia è una sciocchezza anche in relazione alla prossima manifestazione, l'Expo, eccetera. È sbagliato pensare di dare un panino a tutti i territori, perché è una stupidaggine, la gente conosce l'Italia e lo sa Paolo Rosso la fatica che abbiamo fatto a spiegare ai nostri amici leghisti che non c'era il Veneto nel mondo, perché il Veneto conosce l'Italia, semmai conosce Venezia, e quindi abbiamo fatto una mediazione faticosa nello spiegare che in Italia e in Europa si poteva andare come Veneto, ma appena metti il naso fuori dai confini, se non ci metti la parola Italia rischi di essere, dice come? Qualcuno direbbe Veneto chi? Ecco, quindi da questo punto di vista c'era un'attenzione che poi nella legge è passata. Quinto punto, il Veneto ha una presenza di 66% di stranieri, ormai consolidata, però abbiamo un piccolo problema, gli ha già detto e lui, non vado a ripetere, attenzione i tedeschi sono i più fedeli, sono i più tanti, ma cominciano ad arrivare robe pesanti di cinesi e di russi. I russi non so,
ma i cinesi non hanno proprio la nostra stessa idea dell'accoglienza e dell'ospitalità, quindi qualcosetta bisognerà pensare anche nella mentalità, non dico nell'alimentazione di procurarsi i bastoncini o fare riso cantonese, ma perché speriamo che mangino le cose che produciamo noi e non le loro. Ecco, ultimo punto sul Veneto, 2014 su 2013. I primi 7 mesi ci dicono che sul piano degli arrivi cresciamo del 2,4, 222.034 arrivi in più, però i pernottamenti, problema costante, più 0,6, solo 207.000, il che significa che le questioni sono quelle che dicevamo prima. Allora, di numeri avete piena la testa e forse anche piene le scatole, tanto poi sono scritti e ve li diamo. Quali sono le due questioni che hanno funzionato poco in quel lungo lavoro che ha spiegato prima in modo eccellente il dottor Rosso sulle DGR? Sono sostanzialmente 2/3. Il primo, la realtà politica locale, comuni e province, non hanno creduto nella legge. È trascorso un anno, abbiamo ricevuto delle persone che ci domandavano, non abbiamo ancora ben capito, ma bisogna fare il corso di recupero, maestro Manzi, non è mai troppo tardi, dopo un anno ancora qualcuno non aveva capito che non ci sono più i consorzi come prima, non c'erano più i sistemi turistici locali come prima, ma bisognava fare quelle robe lì. Questo ha significato, se ci sono dei lavoratori in sala, che noi pur avendo predicato alle province e ai comuni che non li potevano abbandonare gli uffici perché c'era un tempo per fare gli IAT, qualcuno li ha sbaraccati in modo colpevole, non capendo che la roba andava mantenuta, se no si perdeva professionalità. Abbiamo fatto la guerra in Consiglio per approvare un ordine del giorno che diceva che bisognava premiare quei soggetti che nel costruire le OGD assumevano personale o raccoglievano personale, perché siccome non si poteva fare il trasferimento, perché una parte di questi è stata assunta con criteri privatistici, scusate se entro nel dettaglio, ma quelli pubblici sì, ma quelli assunti con criteri privatistici non li puoi assumere in un luogo pubblico senza concorso, commettevamo un reato e quindi bisognava trovare una soluzione. Qua è stato un ritardo grave, per questo noi, lo dico adesso per la fine, faremo un lavoro. No, non voglio dirlo punitivamente, anzi di aiuto dei comuni, perché bisognerà aiutare i comuni e le province a farsi carico di questo problema, non disperdere il lavoro enorme che è stato fatto. La seconda cosa invece da parte di alcuni operatori c'è l'idea che i consorzi continuino come prima. E qualcuno pensa, sì, vabbè, è vera, e raccontare quella storia lì, ma tutto continua come prima. Noi siamo il consorzio, cioè siamo l'OGD, i soldi li date a noi, la storia la sappiamo noi, avanti così. No, non funziona più. Non funziona più, perché la cosa che sembrava funzionare prima, la regione paga, le province distribuiscono, mancava di un piccolo problema, che nessuno faceva la commercializzazione e tu uscivi dall'ufficio con un pacco di carte così e ti trovavi a mezzanotte a girare come un cretino qualcuno che ti desse retta per darti una stanza, cosa che in tutta Europa, in tutto il mondo non succede, e il motivo per cui noi arretriamo è esattamente questo, e la Francia e la Spagna ci superano. La legge prova a dare una risposta. Terzo punto, accelero. Se no Lucio non solo non mi presenta, ma mi cava anche dal gruppo. Sul piano nazionale non sono successe delle robine piccole. Modifica il titolo quinto, al di là di tutto il casino, Senato sì, Senato no. Andiamo a vedere il titolo quinto. Articolo 30, lettera S. Tutela e valorizzazione, lo Stato insomma ha competenze su ste robe qua. Tra l'altro la lettera S dice tutela e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici, ambientali ed ecosistema, valorizzazione sportiva, e poi arriva disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo. Boh. Le regioni, vai avanti, le regioni in materia di disciplina per quanto riguarda di interesse generale, detto una volta, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali, paesaggistici, e per quanto riguarda i temi di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo. Allora, a noi non ce lo devono raccontare, perché siamo di quelli che hanno spinto allora, quando c'era il libro bianco, il piano strategico, per dire guardate che non si può andare avanti regione per regione, girare il mondo con la carrioletta della regione. Però qua dobbiamo intenderci. Poi si capisce un po' meglio, perché adesso parlo del Franceschini, voglio dire, cosa vogliamo che sia questo ENIT, ma se noi vogliamo fare un lavoro di integrazione vero, Italia e regioni devono parlare la stessa lingua, devono suonare gli stessi strumenti, se no siamo fottuti, non è centralizzando o spostando che i temi si cambiano. Il decreto Franceschini, questo è stato tradotto in legge del luglio, io non so quanti di voi
io l'ho letto in questi giorni, voglio dire, no, cioè, sarà ignorante, voglio dire, fa fatica, però sarà così. Anzi, diceva mia mamma, sarò ignorante, mai lodarsi. Però il titolo secondo, voglio dire, parla di temi specifici del turismo. L'articolo 9 parla del credito d'imposta, l'articolo 10 parla di riqualificare e migliorare le strutture e favorire l'imprenditoriale del settore, l'articolo 11 le modalità, la mobilità, l'accoglienza e i temi delle guide turistiche, l'11 bis, attenzione, interessante, introduce anche per le start-up turistiche i finanziamenti che sarebbero previsti per altre start-up. Quindi una cosina interessante per il Veneto, perché sulle start-up l'assessore Coppola qualche soldino lo mette, e stavolta qua c'entreremo anche noi. Il titolo terzo parla di un gruppo di lavoro sulla tax free shopping. Dopo, guardate, leggere i testi di legge è sempre difficilissimo, compresi i nostri perché rinviano a testi precedenti. Si parla della riforma del Ministero, l'articolo 14, l'articolo 16 parla della riforma dell'Enit e lo scioglimento di Promuovi Italia SPA, una delle tante robe che facciamo che non servono a niente e fanno spendere soldi. Ma sull'Enit, leggetevelo l'articolo. Una delle cose che io propongo è che facciamo un tavolo di lavoro anche con gli imprenditori e le organizzazioni sindacali su questo decreto, perché per un po' mi va bene, per un po' no. Mi va bene per le cose che dice, ma è molto al di sotto delle osservazioni che c'erano nel piano strategico. Nel piano strategico c'erano molte più cose, uno dirà, voi avete voglia a voler tutto, boh, d'accordo, queste qua male non fanno, ma sono un po' al di sotto perché le problematiche che prima Rosso citava per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda le professionalità turistiche, per quanto riguarda le dimensioni di impresa, non ce la fai solo con questi articoli qua, la roba vera che prendi con questo decreto, giudizio mio, è questa roba dell'Enit, perché se la fai diventare vera e fai lo statuto, come c'è scritto lì, e allo statuto partecipano gli imprenditori con i loro delegati, le regioni, e io spero che il Veneto sia primo, perché con quei numeri lì, se non ci mettono primi, che demo fuoco, dal punto di vista della proposta, però dobbiamo essere in grado anche noi di articolare un progetto di una certa forza. Finisco con due cose ancora. La prima, le criticità. Io credo veramente, adesso qua dovete darci una mano, le OGD non ce la facciamo se non c'è una soluzione non cretina sulle società partecipate. Perché non si può passare a fare società partecipate dalla sagra del broccolo e impedire di farla per le OGD. Ci saranno delle regole, no? Ci saranno delle logiche. Le OGD non possono essere solo dei coordinamenti, se noi non abbiamo un soggetto, chi è che incassa denari, chi è che assume il personale, chi è che fa i contratti di affitto, le forme consortili, siccome nel test della spending review c'era scritto e ogni altra forma, neanche a salutarsi, cioè è esagerato, lì bisogna trovare una mediazione e risolverla. Secondo, sui bed and breakfast, noi ci siamo arrampicati su tutti gli specchi possibili e immaginabili, le imprese ci chiedevano, tutte imprese. Io dico tutte imprese, lo dica la legge nazionale, semmai esoneriamo da certe prestazioni chi fa veramente il bed and breakfast, cioè quelli che vivono come si fa all'estero, ma non come da noi, che in qualche caso abbiamo degli hotel che hanno fuori trasformati in bed and breakfast. E la stessa cosa vale sulle locazioni. Stiamo provando a fare un'operazione amministrativa con la Regione. Io mi sono un po' arrabbiato con i funzionari, perché quando abbiamo provato in termini di legge ci hanno detto non si poteva perché c'è il contratto di locazione privatistica, noi non possiamo normarlo. E lì io sono stato insaccato, io a nome per conto del gruppo, di parole da tutti gli albergatori della faccia della terra e anche qualcuno de Venere, che mi diceva ma come non intervenite su quella roba lì, c'è della gente che sta smontando gli alberghi facendole eccetera eccetera eccetera, per favore bisogna disciplinarla quella roba lì, perché in alcuni luoghi, è inutile che ve li spieghi quali del nostro litorale o in alcune città, questa cosa minaccia in modo clamoroso chi gestisce gli esercizi. Allora io non ho che mi piacciono di più quelli lì piuttosto che quegli altri, tutti devono correre a condizioni regolari e sapere quali sono le regole e quali sono i costi, perché se no diversamente noi non siamo in grado di dare una risposta a chi affitta le camere, chi mantiene un albergo, che sa i rischi che corre, chi gestisce un campeggio e quant'altro. Quarta questione, bisogna risolvere il problema del demanio marittimo. Abbiamo la legge ferma noi in Regione, perché non ci fidiamo ad approvarla, perché non sappiamo come viene risolta a livello nazionale. Uno che deve metterci i soldi vuol sapere quanto tempo dura, perché la Bolkestein introduce delle norme, bisogna che sia il governo centrale a negoziarle con l'Europa, non è che ci andiamo, ci va Paolo Rosso, l'assessore Finozzi e io e ti osso a seguito con la borraccia, non funziona così, bisogna che sia lo Stato nazionale ad avere una risoluzione.
Ultimo sulla tassa, e poi abbiamo chiesto a Piogrollo, spero che possa, anzi sicuramente lo farà, ma sulla tassa di soggiorno non è la norma regionale, è la norma nazionale che va cambiata, bisogna spiegare in modo esplicito, chiaro, inequivocabile che è una tassa di scopo, perché se no diversamente chiunque usa la tassa di soggiorno per altre finalità e nessuno si mette insieme con un altro nell'OGD, perché se prendo un mio comune del Lago di Garda che ha 3 milioni di presenze turistiche, applica la tassa di soggiorno, cosa volete che gliene freghi se quell'altro non c'ha nessuno? Con la tassa di soggiorno è fallire di Dio. Ultimo punto per il futuro. Se voi non sarete così stolti da confermare l'amministrazione vigente e avrete il coraggio di cambiare prendendovi dei pazzi scatenati come noi, bisognerà capire che alcune cose vanno fatte. Allora noi siamo per applicarla tutta la legge sul turismo, perché è una legge che si rivela potenzialmente valida. Siamo per affrontare il tema di Veneto Promozione. Abbiamo ieri ricevuto il Presidente, parlava come separato in casa, parlava voi della Regione, ma che te la conate, sei Presidente della società della Regione, di cosa parliamo? Quindi bisogna chiarire, se funziona andiamo avanti, se non funziona smontiamo, ma se funziona bisogna capire che allora anche le Camere di Commercio non è che vanno in giro a fare turismo, fanno promozione turistica del Veneto e dell'Italia dentro un altro schema. Bisogna costruire degli esempi positivi, se ci desse una mano a livello nazionale, 2-3 OGD da raccomandare, 4 uffici turistici ben fatti, femo le filmine e li portiamo in giro come catechismo per farli vedere agli altri che si può fare. Bisogna potenziare la struttura regionale che ha delle persone efficienti, capaci, io ne rendo merito, guardate, senza nessun problema, però bisogna che sia più in grado di reggere tutta la partita, perché già girano come dei matti, bisogna farlo di più, potenziare la banca dati, dare maggiori informazioni, potenziare il turismo nelle FSR, va bene? Qualificare l'aspetto turismo e cultura, noi alla fine della legislatura non riusciamo a fare la legge sulla cultura, capite? Perché la Giunta vuole tenersi tutte le mani libere per fare i finanziamenti che vuole, ma se a livello nazionale c'è un decreto sul turismo, un decreto sulla cultura e c'è il riordino degli enti lirici, c'è il problema dei teatri, per noi nel Veneto non sarebbe proprio una robettina farle tutte e due le robe assieme. Quindi, per concludere, ho finito. Anche se Lucio mi minaccia con la sua imponenza fisica qui da sinistra, cosa inconsueta per le posizioni che lui esprime, voglio dirvi, noi credo che abbiamo fatto un buon lavoro, lo dico anche scherzando, c'è tantissime cose da fare, so benissimo che è stata una materia molto complicata, però se noi teniamo insieme quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto con gli imprenditori, con i sindacati, con i comuni, con le associazioni culturali, con gli esperti che ringrazio sono qui presenti anche oggi in sala, credo che noi possiamo sul serio fare del Veneto un laboratorio importante e per una volta non seguire il carro ma essere noi che dettiamo le norme a livello nazionale. Vi ringrazio.